Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta qui su Sesta Rete, canale 215, a partire dalle ore 19.30, in replica alle 23 e poi in replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8.30. Tutto il calcio dalla Serie D sino alla prima categoria, con ospiti, commenti, classifiche e naturalmente anche la presenza graditissima di due belle ragazze. Questa è la prima. Ciao Buonasera Federica. e ben ritrovati. Giulia la rivedremo più tardi nella seconda parte. Salutiamo in postazione anche il nostro commentatore, ti dovremmo chiamare direttore, ma per l'occasione non lo facciamo perché ci ridiamo su. Carmelo Puglisi, ciao Carmelo. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ben ritrovato anche a te, ben ritrovato anche un saluto particolare ai nostri due ospiti che andiamo subito a presentare nella prima parte della nostra trasmissione, ovvero Giuseppe D'Antoni, il portiere della Sicula Leonzio. Grandi festeggiamenti oggi a Lentini, vittoria importante contro il Giarre che vi proietta a questo punto nelle zone altissime di questa classifica del campionato di promozione. Diciamo che sì, siamo presi una bella soddisfazione perché il Giarre era imbattuto, è stata una bella vittoria. Complimenti. Insieme a Giuseppe D'Antone, Salvo Badalà, direttore sportivo dello Sporting Via Grande. Ciao Salvo, Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti. L'anno scorso con Belpasso, adesso vabbè, diciamo con Belpasso in genere, e invece adesso questa bella esperienza con una bella giovane squadra, dico sempre. Sì. Una bella giovane squadra, una dirigenza che sa il fatto suo, con il presidentissimo D'Agata, con mister Buttò che sta dimostrando che può stare bene in eccellenza. Tranquillamente. Campionato di eccellenza molto ingarbugliato, soprattutto quello del vostro girone, sì, sappiamo sì. Di tutto, tutto quello che è successo con il discorso tesseramenti. Dico che secondo me comunque la Cirale le ha vinte sul campo, poi il Presidente se ha fatto un errore secondo me dovrebbe pagare solo il Presidente. Va bene, vedremo cosa succederà perché credo che ancora la parola fine non è stata scritta in questa vicenda. Sicuramente. Benissimo, allora subito adesso parliamo del campionato interregionale, lo facciamo con i risultati e la classifica di questa settima giornata di ritorno. Agregas Agropoli 2-0. Due Torri Battipagliese 2-1. Città di Messina Comprensorio Montalto 2-2. Cavese Interreggio 2-4. Torrecuso Noto 2-1. Licata Nuova Gioiese 0-0. Savoia Orlandina 3-1. Pomigliano Vibonese 2-1. In questa giornata vincono le due squadre più importanti del girone, il Savoia che continua a rimanere in vetta e soprattutto l'Acragas che comunque non molla. Guardiamo la classifica al completo. Savoia 60 punti. Agregas 51. Battipagliese e Torrecuso 41 punti. Agropoli e Cavese 39. Nuova Gioiese 38. Noto 34. Comprensorio Montalto e Interreggio 32 punti. Pomigliano 31. Orlandina 28. Due Torri 26. Città di Messina 24 punti. Vibonese 23. Rende 21 punti. Chiude la classifica Licata 11. Sottolineiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio, la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata ne ha ben 3 di punti di penalizzazione, come tutti ormai sanno il Ragusa è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Adesso prima del commento tecnico il tabellino del prossimo turno sarà l'ottava giornata di ritorno, domenica prossima 2 marzo 2014, questi gli incontri: Nuova Gioiese Acragas, Orlandina Pomigliano, Agropoli Cavese, Battipagliese Città di Messina, Comprensorio Montalto Licata, Noto Rende, Interreggio Savoia ed infine Vibonese Torrecuso e come tutti ben sanno, essendoci una squadra in meno, il Due Torri riposa. Allora, Carmelo, che dire su questo turno del campionato interregionale?
Non cambia niente in vetta, sempre 9 i punti di distacco tra Savoia e Agregas, con la differenza che manca ancora una giornata in meno alla fine del campionato, mancano 10 turni alla fine della Serie D. Al solito le siciliane vanno a corrente alternata, bella vittoria del Due Torri in casa con la Battipagliese, l'Orlandina come previsto ha perso sul campo del Savoia, non riesce mai ad avere la continuità giusta il Città di Messina, firmato al celeste dal Montalto, mentre invece va fatto un plauso al Licata di Catanese che ottiene un punto prezioso in casa al Liotta contro la Nuova Gioiese. Guardando la classifica, purtroppo oltre al Città di Messina anche un'altra siciliana, una probabilmente fra Orlandina e Due Torri, farà i play-out. L'augurio è che comunque, essendo ben messe in classifica, possano giocare il ritorno in casa e possano sfruttare appunto il fattore campo. Dico questo perché oggi il Pomigliano ha vinto, quindi difficilmente Certo. Si è un po' tirato fuori dalla zona brutta della classifica. Un parere veloce anche ai nostri ospiti. Giuseppe, io credo che il Licata, se possiamo magari nel frattempo far rivedere la classifica, come giustamente ha confermato Carmelo, è assolutamente insomma, difficile che possa tirarsi fuori da una retrocessione immediata. No, penso che sarà una retrocessione improbabile. Gli sforzi che stanno facendo oggi hanno fatto un risultato positivo, comunque è un discorso per il futuro, però penso che la retrocessione è scontata. Quanto riguarda le zone alte, credo che la capolista con 9 punti di vantaggio, anche se mancano ancora 10 partite che sono tante, però credo che la spunterà sempre il Savoia, diciamo. Certo. E invece per quanto riguarda Salvo, il pensiero non tanto sul Licata ma su questo Agragas che forse ha perso il treno un paio di settimane fa. L'ha perso il treno quando ha fatto il conto diretto dentro casa. E in quella partita è importantissimo portare Certo. i 3 punti. Rimane comunque un campionato straordinario. Rimane il fatto che il Savoia è una squadra di C1, non di Serie D, in base ai È vero. personaggi che ci stanno. I budget sono considerevoli, quindi voglio dire, Sì, probabilmente rispecchia incidono tutta la queste situazione. cose. Sì, sì. Incidono. Per il Licata penso che con questa importante forza economica che stanno mettendo e col fatto che Ragusa è retrocesso, già ci mancano ancora 10 partite, mi sembra. Ma sono tanti sono punti, 30 punti. Fino Mai dire mai? Mai dire mai. È giusto, giocarsela fino all'ultimo è anche Sì, segno a quest'ora non di penso, loro sportività. sapevano a che cosa andavano nel mondo, ma certo. hanno la voglia di dare qualcosa. Certo, certo. Beh, effettivamente i punti nei confronti del Rende sono considerevoli, quindi è indubbiamente una Una salita visione quasi di speranza. Tecnicamente impossibile. però Ettore, quello che dice il direttore Vadalà non è sbagliato, 10 punti in 10 partite sono recuperabili. Ma noi Sì, in Voglio dire, è difficile, in però base al bisogna essere personale- ottimisti, giusto? Il presidente è molto ottimista, la nota stonata che è andato Cammarata si è dimesso, la cosa negativa può essere questa, ma la società, come si dice, crede in questa situazione. Con Beh. Ragusa che è fuori dai giochi non è difficile, sono 3 partite, va, con i 3 punti è facile. può succedere di tutto. Succede di tutto. Benissimo, e questo lo vedremo chiaramente già dalle prossime settimane. Ci dobbiamo fermare? Sì, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete ancora con Penalty.